l'anno prossimo mettiamo i job title articolati nelle prime premiazioni, ci viene più facile. Benvenuto Fabio, grazie per essere qui. La Tareplay lavora su progetti che uniscono tecnologia, sostenibilità, mettendo i dati al servizio delle scelte che riguardano il futuro dei territori. Ne abbiamo sentito parlare questa sera più volte. Dal suo punto di vista, adesso il palco ci diamo di lei, qual è oggi il contributo più concreto che la tecnologia può offrire ai comuni per rendere le città più resilienti e più sostenibili? Io credo che la maturità tecnologica, soprattutto di tecnologie giustamente considerate fino a poco tempo fa come Old Age, come GenAI, Machine Learning, eccetera, oggi possono dare un supporto misurabile ai decisori in una città intelligente, quindi mi invito a imparare a usarla. Grazie Fabio, allora anche per la brevità scopriamo allora insieme chi riceve questo riconoscimento. Filippo ci porta il biglietto con il nome del vincitore di questo premio City Vision Buone Pratiche. Il premio City Vision Buone Pratiche al comune di Santo Stefano Quisquina. Ritira il premio il sindaco Francesco Cacciatore. Premio City Vision Buone Pratiche al comune di Santo Stefano Quisquinia per aver trasformato l'ex mattatoio in un hub di cultura, sostenibilità e accoglienza turistica, un modello di rigenerazione che valorizzi la comunità, crea opportunità per i giovani e restituisce identità al territorio. Abbiamo anche il Presidente del Consiglio Comunale Madonia, che ringraziamo per averci raggiunto, e procediamo alla consegna e anche alla foto. Congratulazioni Sindaco, complimenti a Santo Stefano Quisquina, un comune, lo ricordiamo, in provincia di Agrigento, stiamo sbagliando provincia. Il nostro comune è proprio un esempio di come anche le realtà più piccole possono diventare dei piccoli laboratori di innovazione. Ci vuole raccontare molto brevemente di che cosa parliamo? Sì, grazie intanto a City Vision, è un comune come tanti comuni che sta vivendo un drammatico spopolamento e noi grazie al bando di rigenerazione urbana con i fondi del PNRR abbiamo avuto la visione di investire nella bellezza e quindi una riqualificazione di una struttura abbandonata, l'ex mattatoio, che diventerà un hub turistico con un progetto di sostenibilità ambientale, con un bel progetto bellissimo, devo dire, di bike sharing, di car sharing, grazie al contributo importante di Marco Lanzoni della sua azienda, e quindi la bellezza la vogliamo strutturare, far diventare rete per far uscire il nostro comune da quella marginalità che io definisco una marginalità negativa purtroppo. Grazie Sindaco, il Presidente del Comune interviene nei nostri tavoli di lavoro perché tutte le buone pratiche poi sono protagoniste dei nostri tavoli, dei nostri momenti di confronto. Allora congratulazioni al Comune di Santo Stefano Quisquina, grazie Fabio, vi potete accomodare.